una notizia insomma, che sicuramente non è una buona notizia, nonostante appunto si parli tanto di buona scuola in questo inizio d'anno scolastico. Sembrerebbe che l'amministrazione comunale abbia tagliato completamente i fondi relativi alla mediazione culturale, che è fondamentale per le nostre scuole. Io sono un insegnante di scuola primaria del quarto istituto comprensivo di Padova, una scuola che insiste sul quartiere Arcella e quindi un quartiere dove le problematiche sono variegate e non ultima quella della presenza di alunni a lingua zero nelle nostre scuole, e abbiamo sempre lavorato molto bene con i mediatori culturali che ci hanno accompagnato nei nostri percorsi didattici negli anni scorsi. Sapere di non avere più questa disponibilità per quest'anno è sicuramente per noi una gran brutta notizia. Noi ci troveremo nella situazione di accogliere in classe alunni che sono arrivati da pochi giorni in Italia e avere delle difficoltà oggettive di comunicazione anche solo nel comunicare quali sono le regole, gli orari di entrata, di uscita. Ci sono delle percentuali importanti, molto importanti, che dovrebbero essere degne di attenzione da parte di tutti. Spiace constatare che uguale attenzione non c'è da parte di altre importanti istituzioni che invece dovrebbero avere a cuore l'assetto anche delle nostre classi. Questo è proprio fare un passo indietro, non un passo, anni indietro rispetto ai percorsi che erano stati fatti finora.